diciamo che il progetto è già partito e nasce un paio d'anni fa, è stato inserito nel nostro nuovo piano rifiuti. L'obiettivo è quello di contrastare i materiali plastici che finiscono in mare. L'80% di questi materiali plastici arrivano attraverso i fiumi, quindi si parte da un monitoraggio dei principali fiumi del Veneto per vedere dove e che tipologie di materiali plastici arrivano attraverso i fiumi, e poi c'è la fase 2 che è quella di liberare i fiumi da questi materiali inquinanti. Si stima che nel mondo 13 milioni di tonnellate ogni anno di rifiuti plastici arrivino negli oceani. L'Europa contribuisce per circa 500.000 tonnellate, però è un tema importante che va affrontato, e quindi ce lo siamo posti qualche anno fa e lo abbiamo affrontato. Abbiamo trovato in Plastic Free un partner ideale, perché loro sono gli specialisti del rifiuto plastico, e quindi abbiamo avviato questo progetto: monitoraggio e dopo rimozione. C'è già una percezione di quelli che sono i fiumi nella condizione più delicata dal punto di vista dei rifiuti in Veneto? È il momento che avrete questi dati, come pensate di intervenire? Non ci sono dei dati scientifici in nessuna parte del mondo, e quindi noi siamo i primi che ci approcciamo con una piattaforma tecnologica nel monitoraggio attraverso anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e lo scopo è proprio quello di creare un database per poter concentrare l'attenzione laddove la presenza dei rifiuti è maggiore, attraverso un sistema di rimozione degli stessi. Un sistema di rimozione che abbiamo già idea di come realizzarlo, anche se va sperimentato, perché questi sistemi di rimozione dei rifiuti nei fiumi devono consentire comunque la navigazione e devono consentire comunque il libero deflusso delle acque anche in situazioni emergenziali, e ricordiamo che i nostri fiumi passano da portate molto basse a portate molto alte in breve tempo.